3 morti sulle strade venete nel fine settimana, un bollettino drammatico, 3 incidenti a poche ore di distanza, uno dall'altro, avvenuti tutti nella giornata di domenica. Il primo lungo la statale Romea, nel pomeriggio a Mira. La vittima è un 84enne residente a Vigonza. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'auto guidata dall'anziano è stata centrata in pieno mentre si stava immettendo nella strada principale. Per Gianfranco Massarotto non c'è stato nulla da fare. Sulla strada dei pescatori, tra i comuni di Codevigo e Piove di Sacco, verso le 21, un Audi invece ha centrato una cinese di 37 anni che era in sella alla sua bicicletta. Per la donna è stato fatale l'impatto con l'asfalto, è morta sul colpo. Nel pomeriggio, lungo la strada provinciale dei Colli Euganei, un motociclista di 77 anni, Tiziano Checchi, è deceduto per le conseguenze di un incidente mentre era in sella alla sua 2 ruote. L'uomo, nell'affrontare una curva a Baona, è finito addosso ad una Golf guidata da una 72enne. La dinamica di quanto avvenuto è ora al vaglio dei carabinieri di Este e della polizia stradale.